Oggi c'è Piave 2018, raduno nazionale dei bersaglieri, 66esima edizione. Buongiorno da San Donà di Piave, buongiorno dalla TGR, la testata giornalistica regionale. Le immagini vi arrivano in diretta con le telecamere della nostra esterna Ita 100 di Milano, guidate dalla regista Micaela Nason. Assistente alla regia Tiziana Pesaresi. Il coordinamento editoriale è della TGR del Veneto e supporto tecnico della produzione Sederai del Veneto. Staremo insieme per circa un'ora per documentare questo evento, lo faremo con alcuni ospiti, con alcuni collegamenti, con la collega Maria Piazzorzi che si trova lungo il percorso e anche con alcuni servizi. La sfilata è cominciata poco dopo le 9 di questa mattina ed è nella sua parte centrale, quasi conclusiva, migliaia i bersaglieri che stanno partecipando, migliaia gli accompagnatori, simpatizzanti, semplici cittadini che stanno accompagnando questa manifestazione. Una bella invasione per questa cittadina veneziana affacciata sul fiume Piave, capoluogo di un vasto territorio tra la pianura e il mare. Tanta gente qui, tanta gente anche sul fiume Piave, come vedremo anche nel corso di questa telecronaca. Per la prima volta in 66 anni di storia non è una sola città ad ospitare l'evento, ma un intero territorio. Oltre al fiume c'è Musile di Piave che la sfilata tocca con un doppio passaggio sui ponti. Sono stati coinvolti anche altri centri dalla provincia di Treviso fino a Jesolo e fino a Caorle, ne parleremo. È il raduno del centenario per i bersaglieri, un centenario per tutti i corpi militari. E certo questo dei bersaglieri è molto caratteristico, una specialità dell'arma e di fanteria dell'esercito italiano, celebre per il suo passo di corsa. Raduno Cremisi, il rosso porpora, il colore dei bersaglieri. Subito il clima che si sta respirando lungo il percorso con Maria Piazzorzi. Tutta Italia e anche a tutti gli altri italiani che sono collegati qui su Rai 3. Si respira un clima di grande gioia, di grande festa, Giovanni, di grande festa perché sentire le bande, andare al passo, vederli di corsa è davvero meraviglioso. Io provo a intervistare qualcuno. Buongiorno signora, da dove arriva? Da Rimini. Ma senta, è qua in prima fila, a che ora è arrivata oggi? Alle 7:30. Insomma, sta applaudendo tutti? Sì, più o meno sì. È qui per i bersaglieri? Certamente. Ma anche per il territorio? Anche, perché qui c'è la storia. Qui c'è la storia dei bersaglieri. E quindi sono 100 anni da celebrare? Sì, certamente. Grazie, la linea a te Giovanni. Grazie Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, qui accanto a noi, buongiorno. Qual è il valore di questa giornata? Il valore di questa giornata è in senso generale la riaffermazione dei valori delle forze armate e in senso specifico ovviamente della specialità dei bersaglieri, una specialità a cui credo tutto il popolo, non solo quello che si è radunato oggi a San Donà, è assolutamente affezionato, a iniziare da Porta Pia e quindi dal cuore dei romani. Quest'anno è l'ultimo anno del centenario e si ricordano i caduti della Grande Guerra, ma i bersaglieri hanno avuto caduti anche in epoca recente, è così? Credo che bisogni ricordare che gli ultimi morti nella Prima Guerra Mondiale sono stati dei bersaglieri, dell'8° Reggimento in località Paradiso, ma poi durante tutto il corso della storia ovviamente i bersaglieri hanno dato il loro contributo e l'ultimo caduto è il maggiore La Rosa, a cui ovviamente oggi siamo non solo legati per affetto e valori, ma anche, se mi si consente, nel giorno della festa della mamma un pensiero va proprio alla mamma del maggiore La Rosa, a cui siamo tutti quanti vicini perché siamo tutti quanti debitori. Certo, che è caduto, lo ricordiamo, quando è caduto, in quale zona di... Il maggiore La Rosa è caduto in Afghanistan, è caduto insieme a tanti altri compagni, ma credo che ci abbia tramandato dei valori che poi non ci hanno passato unicamente i caduti ma anche i feriti, e ricordo tra tutti il caporal maggiore Monica Contraffatto che proprio dalle sue ferite è comunque riuscita a darci il segno di che cosa significa essere bersaglieri e ha vinto una medaglia d'argento nei Giochi Paraolimpici.
Bene, grazie a Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa, lo ringraziamo per la sua presenza qui. Giornata di festa, lo vedete alle nostre spalle, le fanfare che transitano appunto lungo questo corso centrale di San Donà di Piave, e in mattinata dalle 9 in poi ci sono state numerose anche altre manifestazioni, tra cui abbiamo assistito anche a una presenza di aerei storici e di un grande tricolore che ha percorso appunto una parte di questo tracciato. Abbiamo subito un altro ospite molto particolare che è il governatore del Veneto Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche a lei chiedo il valore un po' di questa giornata. È strepitoso, è l'apoteosi e la sublimazione di quei valori che spesso ci si dimentica. I bersaglieri non sono solo un amarcord e ricordare la prima e la seconda guerra mondiale, ricordiamo che hanno perso 97.000 uomini, 80.000 tra feriti e dispersi e 207.000 mutilati. Ma bersaglieri per noi vuol dire anche volontariato, vuol dire essere presenti nella nostra comunità, e questi sono i valori che io sono qui a sottolineare. Ecco, abbiamo accennato adesso al centenario naturalmente della Grande Guerra. Come si sono sviluppate nella sua regione le celebrazioni per il centenario? Ci sono, è un fiume in piena di eventi, quindi mi sento anche ringraziare tutti coloro che fanno anche le piccole manifestazioni, che vanno dalle semplici manifestazioni nelle vie, nelle borgate, alle presentazioni di libri, alle mostre e poi a manifestazioni più grandi eventi come questo, quello dei bersaglieri. Abbiamo celebrato l'anno scorso la Dunata Nazionale degli Alpini a Treviso. Saremo presenti fra l'altro con delle tappe del Giro d'Italia, avremo due tappe importanti, una con l'arrivo a Nervesa della Battaglia e l'altra a Sappada, ancora per parlare di Grande Guerra e dell'anniversario dei 100 anni. Ecco, a proposito di Grande Guerra e di valori che portano avanti anche questi corpi militari, come si trasmettono ai ragazzi più giovani secondo lei? La partita valoriale non è quella di essere guerrafondai, la partita valoriale è quella di capire che c'è qualcuno, fra virgolette, nel caso dei bersaglieri sono 97.000 i morti nelle due guerre mondiali, che comunque ha perso la vita per la democrazia, per i valori che oggi abbiamo, per la libertà che oggi abbiamo. Abbiamo una Costituzione che è del 1948 ed è stata scritta dopo una guerra tremenda, paurosa, ed è bene capire che se siamo arrivati a quella Costituzione e a quella libertà che abbiamo oggi, ognuno di noi può dire quello che vuole, rispettando ovviamente le leggi, è perché comunque c'è chi si è anche sacrificato per dare modo a chi è arrivato dopo di poter avere la libertà. Un'ultima cosa, lei sta andando a Trento dove sappiamo c'è la Dunata Nazionale degli Alpini che i nostri telespettatori hanno seguito stamattina in diretta, ci sono ovviamente migliaia e migliaia di alpini veneti, vuole mandare comunque un messaggio a queste penne nere? Abbiamo ovviamente la fanfara, la strepitosa fanfara. Io sarò a Trento e cercherò di arrivare a Trento in auto rispettando i limiti, ma ci andrò. E i veneti sfilano e la sfilata dei veneti dura circa 2 ore e mezzo. Ebbene, tanto per la dimensione di quanti saranno i veneti, e saranno tanti per ogni provincia, e oltre a loro voglio anche ricordare gli alpini della Protezione Civile che ingolferanno questa sfilata, ingolferanno in maniera positiva. E dall'altro però mi lasci anche dire che a Trento abbiamo visto un'edizione di un'accoglienza che vorremmo dimenticare velocemente. Scrivere alpini assassini vuol dire essere dei delinquenti, non si possono giustificare, non ci sono né se né ma. Queste persone qua non hanno avuto un'infanzia difficile, non sono dei fuori di testa, sono dei delinquenti, perché gli alpini non vanno offesi. Certo, alpini e bersaglieri oggi riuniti in questa giornata molto particolare e che serve per la nostra memoria collettiva. Grazie a Luca Zaia. Buona domenica a tutti. Governatore del Veneto, lo ringraziamo per la sua presenza. Direi di tornare sul percorso di questo raduno nazionale di bersaglieri con Maria Pia Zorzi a caccia di qualche altra curiosità. A te Maria Pia. E rieccoci qui in Corso Trentin, devo dire un po' rischioso perché questi corrono, bisogna che stiamo attenti. Curiosità ce ne sono tante, qui trovo un signore col cappello, bersagliere di dove? Monteforte e Soave. E lei? E lei ha fatto il bersagliere? Sì, a Magnaro. Senta, quanto pesa ha il cappello? Un paio di chili. Bersagliere sempre? Sempre, sempre. Qual è il motto dei bersaglieri? De corsa cantando.
La linea a te, Giovanni. Sì, grazie Maria Pia. Noi avevamo una scaletta di ospiti naturalmente che continuiamo a cambiare di minuto in minuto perché i nostri ospiti appunto partecipano in maniera attiva a questa sfilata. Abbiamo Antonio Bozzo, presidente regionale dell'Associazione Bersaglieri del Veneto, e che è anche uno degli speaker della manifestazione. La voce come va intanto? Buongiorno, va abbastanza bene, nonostante sono 15 giorni che mi sto attivando con conferenze, presentazioni di libri a tema, tanti spettacoli, inaugurazioni. Lo stesso tattoo di ieri, insomma 3 ore di speakeraggio è stato molto intenso, poi ieri sera sul ponte militare anche lì un'altra ora. Comunque per il momento la voce tiene e la ringrazio per aver detto questa cosa. Ecco, senta, lei accennava al lavoro preparatorio di questo raduno nazionale che è stato fatto sul territorio. Anche, ecco, cosa avete cercato di trasmettere anche, per esempio, ai ragazzi nelle scuole e ai giovani in generale? Allora, noi siamo arrivati qui a Piave 2018 dopo 4 anni che avevamo avuto l'autorizzazione e ci sembrava giusto e corretto fare il percorso di avvicinamento con i ragazzi. Abbiamo incontrato ben 7.000 studenti attraverso un progetto della Grande Guerra nella scuola, dove l'abbiamo spiegata dai più piccini alle scuole superiori, attraverso anche della filmografia, attraverso dei DVD, attraverso lezioni specifiche, proprio perché volevamo rendere accessibile e semplice il concetto e le spiegazioni della Grande Guerra. Ripeto, 7.000 studenti abbiamo incontrato. A cui è stata data anche una copia della Costituzione, almeno una parte. Abbiamo dato in occasione della conferenza del generale Scollo, che ha fatto un bellissimo intervento sulla storia, pensate, di Alberto Riva di Villasanta, l'ultimo caduto della prima guerra mondiale, ed ha voluto proprio spiegare il senso del dovere ai suoi ragazzi che ascoltavano, perché questo giovane 18enne, pensate, 10 minuti prima della fine della guerra è caduto e si è immolato ricevendo la medaglia d'oro al valor militare. Ecco, questo raduno ha proposto anche 2 novità rispetto ai raduni precedenti, la stecca itinerante e il passaporto Piave 2018. Cominciamo dalla stecca. Cominciamo dalla stecca, tra l'altro una cosa che vedrete tra poco, la stecca è un simbolo, è nata prima come oggetto per la lucidatura dei bottoni delle varie divise, un po' il passaggio di consegne tra un attendente e l'altro. Dal 2012 è diventata un oggetto, un simbolo dei raduni che il comitato organizzatore che crea il raduno lo passa in consegna, quindi lo passa al comitato organizzatore successivo. Ma la stecca rimane per 1 anno nell'ufficio del sindaco. Noi, Comitato Piave 2018, abbiamo avuto questa grande idea, perché abbiamo sempre detto non è il raduno di una città, è il raduno di un territorio, Piave appunto, e quindi ogni 15 giorni abbiamo passato questa stecca, questo simbolo, con vari adesivi dei comuni patrocinatori e l'abbiamo associata ad un passaporto. Passaporto indica confine. Noi con questo passaporto abbiamo annullato i confini del Veneto. Ecco, un paio di curiosità, visto che lei è speaker anche della manifestazione, l'abbiamo strappata per qualche minuto al suo lavoro. Sì, mi scuso anche se forse ho portato via qualche minuto a qualcuno prima di me. Stiamo con tutti. Adesso qui noi vediamo le fanfare che poi si fermano un momentino prima delle tribune centrali per poi andare di corsa. Questa è proprio una caratteristica di Bersaglieri. Sì, perché quella volta nel 1836 Alessandro Ferrero La Marmora, dopo aver visionato tutti i maggiori eserciti d'Europa, ha colto l'essenza di ognuno di questi, le ha raggruppate e ha capito che, come dire, serviva un reparto veloce, ed è lì è nata la corsa del Corpo dei Bersaglieri, e quindi noi praticamente concludiamo le nostre parate al passo di corsa. Abbiamo visto anche le biciclette, sono anche queste parte integrante del Sì, corpo. sono state inventate dal tenente Emilio Natali nel 1986. In realtà la bicicletta divenne con un bando di concorso da parte di un'azienda italiana, l'azienda Bianchi, nel 1911 fornì poi tutto l'esercito, non solo i bersaglieri.
Un'ultima domanda, la curva che i bersaglieri affrontano qui, superato il Duomo di San Donà di Piave, è detta anche curva Cipollini, è vero? Sì, allora questa è un'altra caratteristica di Piave 2018. Tutti i raduni si concludono con una sfilata imparata davanti alle tribune. Noi abbiamo dato un'altra chicca, sarà una corsa in curva. E la curva, tra l'altro, i sandonatesi l'hanno soprannominata Cipollini perché qualche anno fa, durante una tappa del Giro d'Italia, Cipollini cadde e perse la tappa proprio in quel punto. Ho capito. Va bene, Antonio Bozzo, presidente regionale del Veneto dei Bersaglieri, la ringraziamo per la sua presenza qui, la facciamo tornare al suo lavoro di speaker. Sono io che ringrazio voi e buon lavoro a tutti e viva il Piave. Grazie. Grazie, arrivederci. Bene, io farei un piccolo tuffo nella memoria adesso, perché appunto stiamo parlando di Piave. 100 anni fa, 1918, era ancora il tempo delle armi, la guerra da anni stava sconvolgendo questi territori con città e paesi distrutti, centinaia di migliaia di morti, ragazzi morti, una generazione che abbiamo perduto, sacrificata appunto alle battaglie contro il nemico di allora. Siamo andati a ricostruire un po', anche con qualche immagine d'epoca, una pillola di storia che ci propone Maura Bertanzon. Il Piave mormorava calmo. Sacro alla patria. Il pensiero corre ad un unico corso d'acqua. Non è un fiume qualunque il Piave. Linea del fronte dopo l'enorme disfatta di Caporetto, ottobre 1917. Barriera naturale contro gli austriaci, capace di concentrare le energie, il morale, la voglia di riscatto di un'intera nazione. La grande guerra svolta per l'Italia proprio sulle sue sponde con la battaglia del Solstizio, giugno 1918. Da Nervesa della Battaglia a San Donà, da Ponte di Piave a Fossalta fino all'Adriatico. Dai Fanti all'aviazione sul Montello nel Trevigiano cade l'asso della caccia Francesco Baracca, dagli Alpini ai Bersaglieri, ricordati con un monumento proprio a Musile. A morire in quegli scontri furono 80.000 italiani, molte città stravolte e distrutte. Era l'8 di luglio del 1918 quando un giovane volontario ambulanziere 18enne di nome Ernest Hemingway si intrufolò di notte in trincea su quell'ansa a Fossalta, così stretta e così vicina al nemico dall'altro lato. Lo videro, arrivò un colpo di mortaio, poi quelli del cecchino. Hemingway rimase ferito. Tornerà di persona e con il suo alter ego in Di là dal fiume, tra gli alberi, in quei luoghi che ora sono percorsi di un turismo della memoria, fatto di targhe e di ossari. Il Piave diventa linea di resistenza, punto estremo di difesa e di assalto. I ponti, fatti saltare, gli argini poi ospitano trincee, casematte, gallerie e magazzini, spettatori immobili del sangue versato. Prima mormora e poi comanda il Piave. Indietro va straniero, in quella canzone gonfia di retorica ma diventata ormai leggenda. Ogni ansa resta oggi un pezzo di storia. L'armistizio firmato nella padovana Villa Giusti, novembre 1918, segna l'inizio della pace. Nei libri il racconto si fa storia e giudizio, anche di scelte politiche e militari spesso ben poco opportune. Ma il Piave resta lì con i suoi sassi asciutti e le sue acque, monumento indelebile agli oltre 600.000 soldati italiani caduti e per questo sacro alla patria. Piave comandò, indietro va straniero. Di nuovo in diretta da San Donà di Piave per il raduno nazionale dei bersaglieri. Linea Maria Piazzorzi lungo il percorso. Subito in diretta, subito perché abbiamo il gruppo storico. Bersaglieri Arditi del Po, della sezione di Ferrara. Siete bellissimi, andate! Che ci sta seguendo dalle 9 questa mattina, solo pacchetti con uno schioppo tricolore che ha lanciato dei davvero grande spettacolo in questo raduno nazionale di bersaglieri. Ci ha raggiunto in postazione il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, questo evento per la città, per la sua città, che cosa rappresenta? Beh, ha diversi significati. Questa mattina dicevo nel saluto di apertura, non è l'Associazione Nazionale Bersaglieri che ha scelto il Piave, ma è il Piave che ha scelto di chiamare i bersaglieri da tutta Italia, ricordando quello che è avvenuto 100 anni fa, questa miscela di dialetti che avevano invaso la riva destra del Piave, ma anche per dare un segno di riconoscenza a quelle popolazioni che dopo Caporetto hanno dovuto lasciare questo territorio e sono state ospitate dal resto d'Italia. E quindi è un motivo in più per ringraziare a 100 anni di distanza di questo privilegio che abbiamo avuto oggi
non più di sentire suonare le bombe o sentire i fucili, bensì, come è accaduto ieri sera proprio sul ponte gettato sul Piave, le fanfare della Slovenia, dell'Ungheria, della Francia, della Gran Bretagna, oltre a quelle dell'Italia, riuscire a suonare insieme delle note di pace. Prima di rivolgere un'altra domanda al sindaco, Maria Piazzorzi. Eccoci, siamo pronti, abbiamo sentito parlare di San Donà e lei è di San Donà. Sì, sì. Che cosa rappresenta questo raduno per i sandonatesi? Ma un'occasione unica che speriamo si possa ripetere in anni più avanti. Voi vorreste ancora i bersaglieri? Ma senz'altro, giornate così, chi è che non le vorrebbe avere? Lei da dove arriva? Portogruaro. Quindi fa parte di quei 16 comuni di Piave 2018. Sì. Sono figlia di un bersagliere, per cui ho avuto questo desiderio di partecipare per la prima volta. Un'emozione? Sì. Grandissima, anche perché è una cosa che non si ripeterà sicuramente, sicuramente a San Donà penso, o passeranno moltissimi anni. Comunque è un ricordo che non si cancellerà mai. Quindi insomma state facendo un derby San Donà Portogruaro. Linea a te, a Giovanni, ho acceso una discussione. Grazie Maria Piazzorzi. Ovviamente il territorio del veneziano qui è protagonista di questo raduno dei bersaglieri. Sindaco di San Donà Cereser, com'è stato il coinvolgimento della città sia nel lavoro preparatorio, diciamo, che in queste giornate di festa? Io direi totale, è come se la fanfara in testa abbia segnato il passo, ma dietro si siano accodati gli studenti in un lavoro bellissimo e di senso che è stato fatto in questi anni, ma anche le imprese, le istituzioni, grazie al contributo che ha dato anche la Regione, le associazioni, il volontariato, insomma veramente una sfida che ha coinvolto tutti in maniera corale. Io ho voluto dedicare questo raduno a due simboli. Uno, la nostra bandiera, che in qualche modo qui ha avuto una tappa importante della propria storia. Quest'anno non la esporremo per i mondiali di calcio, abbiamo trovato un motivo più importante per poterlo fare. E l'altro è per i Bocce del 99, cioè i ragazzi che 100 anni fa hanno raddrizzato le vicende della guerra, ma che quest'anno sosterranno gli esami e simbolicamente rappresentano tutti i giovani, per cui queste manifestazioni hanno un senso, per ridare significato a parole come la terra dei nostri padri, cioè la nostra patria, ma anche appunto il simbolo di un tricolore che qui ha trovato il suo significato. Bene, grazie al sindaco di San Donà di Piave e grazie di essere stato qui con noi in questa occasione. Allora, le celebrazioni sono cominciate domenica scorsa in realtà, non soltanto oggi chiaramente qui a San Donà, c'è stata un'alzabandiera, c'è stata un'inaugurazione di alcune mostre sulla Grande Guerra, sulla storia dei bersaglieri, con cimeli originali, preziosi, arrivati dal Museo di Porta Pia a Roma, una rievocazione, concerti, insomma un sacco di curiosità. La giornata di ieri nel servizio che la nostra Maria Piazzorzi ha curato per raccontarci queste curiosità. Gruppo storico Bersaglieri Arditi del Po. Quante adunate? Tantissime. Piave 2018 è la gioiosa invasione dei bersaglieri a San Donà da tutta Italia. Di dove siete? Di Pompei, moglie di un bersagliere. Sempre di corsa? Sempre di corsa, anzi, molto di più. Tante le curiosità, come l'unico sarto in Italia che confiziona su misura le divise, anzi le alte uniformi, anche per le necessità del Quirinale. Curiamo le uniformi storiche sia del 15-18 che del periodo umbertino, oltre alle varie lavorazioni di caserma. Poco distante si lavora per sfamare gli ospiti. Baccalà in umido, baccalà alla vicentina, le siepi in umido. Abbiamo cercato di rispettare le caratteristiche del luogo per tutte le persone che vengono qua a trovarci, che sono di fuori. Foto e selfie si sprecano in piazza Indipendenza davanti al cappello piumato realizzato con le piante dai giardinieri del comune e immancabili dinanzi al monumento al bersagliere, inaugurato nel 1965 a Musile di Piave e realizzato usando il bronzo dei cannoni. Più di 100.000 le presenze, di questi quasi 20.000 impegnati nella sfilata, per molti l'occasione per scoprire San Donà di Piave. Era mai stato qui prima? No. Andrà a Venezia? Siamo stati già ieri a Venezia, poi siamo stati a Re di Puglia e a Trieste. Per altri l'occasione per visitare le due mostre allestite,
quella sull'epopea dei bersaglieri dal Risorgimento ai giorni nostri e quella storico-rievocativa sulla Grande Guerra, con pezzi autentici provenienti da collezioni private, come questa divisa da flammiere. Era un'arma, cioè usavano questi lanciafiamme, nella Prima Guerra Mondiale sono stati inventati nel 1915, sparavano un liquido denso e provocavano una morte terrificante. Fra i tanti gruppi che abbiamo incontrato, anche i bersaglieri reduci dalla missione in Libano. Ma in armi siamo usciti dai confini della nazione e abbiamo fatto il nostro dovere. Molta la soddisfazione per il presidente del comitato organizzatore. Una grande festa, Sandonà è orgogliosa di ospitare il 66esimo raduno nazionale Piave 2018 e quindi noi bersaglieri adesso ce la godremo tutta fino alla fine. E il ritmo cadenzato del celebre Flick Flock è ormai sulla bocca di tutti. Ancora in diretta da Sandonà di Piave, raduno nazionale di bersaglieri. Dobbiamo dire che l'esercito è molto vicino all'Associazione Nazionale Bersaglieri. Ieri è stato qui il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Corpo d'Armata Salvatore Farina. Oggi abbiamo qui invece il generale Riccardo Marchiò, decano dei bersaglieri. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ecco, vogliamo parlare un momentino dei bersaglieri di oggi, di quelli operativi sul territorio. Quanti sono e dove sono collocati i reggimenti attuali? In questo momento l'esercito ha 6 reggimenti bersaglieri inseriti nelle brigate operative dell'esercito. Sono dislocati in varie regioni d'Italia. Partendo dal nord abbiamo un reggimento a Orcenigo, quindi non lontano da qui. Abbiamo un reggimento ad Altamura, un reggimento a Teulada, uno a Cosenza, uno a Trapani e infine uno a Caserta. Quindi copriamo buona parte del territorio italiano. Ecco, che tipo di interventi e di attività fanno? I reparti bersaglieri, al pari delle altre unità dell'esercito italiano, sono molto impegnati sia all'estero sia sul territorio nazionale. In particolare in questo momento l'esercito ha circa 4.000 uomini e donne schierati nelle principali missioni fuori dal territorio nazionale. Quali sono? In particolare in Afghanistan, in Libano, in Kosovo, in Iraq. In più abbiamo circa 7.000 uomini e donne schierati nell'operazione Strade Sicure, che è un'operazione deputata a incrementare il livello di sicurezza delle città italiane. E in questa missione abbiamo circa 1.200 bersaglieri impegnati in questo momento, prevalentemente appartenenti al 1° e all'8° reggimento bersaglieri. Ecco, la presenza a un raduno come questo che significato ha? La presenza al raduno, oltre al suo valore simbolico, che è fortissimo, rappresenta un po' una continuità fra chi ha servito negli anni in varie circostanze. Abbiamo qui anche rappresentanti molto anziani che hanno vissuto periodi particolarmente drammatici della nostra storia più recente, con chi invece ancora serve in armi, ed è un momento importante perché c'è questo senso di continuità che va mantenuto e confermato anche nel futuro. Benissimo, grazie generale Riccardo Marchiò, decano dei bersaglieri, a nome dell'esercito, grazie di essere stato qui con noi. Maria Piazzorzi, la festa continua lungo il percorso, ti do la linea. Ma certo, ci sono stati degli applausi strepitosi qui accanto a me, applausi e telefonini accesi, perché è passata, insomma, erano i più belli. Sì, erano i più belli. Quindi io vedo una ragazza giovane, non soltanto un po' in età, ad applaudire i bersaglieri, perché? Perché qui c'è mio nonno che sta sfilando, è veneto e quindi sta sfilando adesso in questo momento. Quindi un po' di emozione? Sì, sicuramente. Allora ti lascio lavorare con lo smartphone, ma vado dalla nonna. La nonna è emozionata perché sta aspettando il marito che arriva al traguardo e poi non per niente, è un bersagliere autentico mio marito, si è allenato per fare questa corsa e anche ci tiene molto a farci capire la figura. Comunque sono felice e orgogliosa del corpo di bersaglieri. Allora complimenti che ha anche un marito in forma. Li vediamo passare. La linea a te, Giovanni. Eccolo il marito, scusate, è una carrambata. E allora? Un po' stanco. È un po' stanco? Non è tanto in forma, scusate. Vi vediamo salutarvi. Grazie. Vabbè. Bene.
Grazie a Maria Pia, torniamo dalla postazione vicino alla tribuna. Abbiamo parlato appunto dell'importanza di questo evento per San Donà di Piave, ma abbiamo anche detto che non è il raduno di San Donà di Piave, ma si chiama Piave 2018 perché ha coinvolto un intero territorio. E noi abbiamo qui accanto il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. Chiedo scusa. Ecco, le chiediamo che cosa rappresenta il Piave per voi, per la vostra comunità? Il Piave è il nostro fiume e per tutte le persone che abitano in prossimità del Piave rappresenta tante cose. Quando si dice gente del Piave già si identifica la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il fatto di essere delle persone che comunque sono molto unite, solidali. Abbiamo delle associazioni di volontariato che rappresentano proprio questo, cioè rappresentano delle associazioni che vogliono fare per le altre persone. L'abbiamo visto in questi giorni, durante questo raduno, come la gente si sia radunata spesse volte in prossimità del Piave, un po' per vedere questa opportunità del ponte dei militari, ma anche proprio per manifestare la vicinanza al nostro fiume. Ecco, le faccio questa domanda, nella vita quotidiana, ecco, rispetto a San Donà, no? Lei è sindaco di Musile, il Piave divide o unisce? Dipende da chi c'è dall'altra parte del Piave, scherzo. Il Piave è un fiume che unisce, l'abbiamo visto in questa occasione come Musile di Piave e San Donà abbiano lavorato per il bene dei cittadini insieme, con la massima collaborazione, abbiamo condiviso i problemi e in questo momento stiamo condividendo le gioie di questo raduno. La gente di Musile di Piave e di San Donà di Piave è in grado di collaborare insieme e l'abbiamo visto veramente in questi giorni. Ecco, un'altra domanda per il sindaco di Musile di Piave e Silvia Susanna. Che cosa resterà di questo raduno nella memoria dei vostri concittadini? Resteranno tante emozionanti avventure. È stata un'emozione dietro l'altra. Un po' anche il ricordo dei 100 anni della Grande Guerra e quindi il paragone che è stato fatto inevitabilmente tra i ragazzi diciottenni di oggi e i diciottenni di allora e rivivere attraverso anche le mostre che sono state fatte sia a Musile che a San Donà la guerra e quello che c'era in quel periodo ci ha lasciato delle profonde emozioni. C'è stato un coinvolgimento dei bambini proprio perché questo ricordo rimanga a lungo e comunque non è un evento che accade facilmente per questo territorio e quindi sicuramente resterà un ricordo enorme di questa esperienza. Grazie a Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, per la sua testimonianza. Se Maria Pia Zorzi lungo il percorso ha altre testimonianze la ascoltiamo volentieri. Ma certo, allora racconta la storia che il generale La Marmora avrebbe inventato questo cappello sulle 23 lanciandolo e noi abbiamo trovato un bersagliere col cappello sulle 23, però ovviamente sta da un lato, dobbiamo intervistarlo da questo. Lei è stato bersagliere quando? Nel 1952. Dove? A Roma. È stata un'esperienza... Ho fatto il carriere a Avellino e la rimanenza a Roma e guardia. Però lei è veneto? Sì. Di dove? Di Breda di Piave. Beh, allora sul Piave. Sì, il Piave è come tutta un'altra nazione, si ha la fortuna di avere il Piave, di manifestarsi con questo una cerimonia importante. Sì, una cerimonia importante, sì. Grazie. La linea a te, Giovanni. Grazie. Non abbiamo fatto cenno finora all'ordine in cui stanno sfilando i bersaglieri, ma possiamo dirvi che hanno già sfilato nelle prime fasi della mattinata i bersaglieri del sud, del centro Italia. Ora siamo, come vedete, a quelli del nord, in particolare poi a quelli di questo territorio che ospita questo raduno. Accanto a noi c'è il generale Ottavio Renzi, presidente nazionale dell'Associazione Bersaglieri. Buongiorno generale, 600 sezioni in Italia, 10 all'estero, un esercito di bersaglieri. L'avete portato tutto qui? No, non l'abbiamo portato tutto qui. Qualcuno purtroppo è dovuto rimanere a casa per problemi di anzianità, però con il cuore sono tutti qui con noi.
Ecco, quali sono gli scopi della vostra associazione? Per noi gli scopi sono quelli di custodire innanzitutto, mantenere e propagandare e portare avanti, specialmente con i giovani, i nostri valori, che poi sono i valori di ogni cittadino italiano, che sono il rispetto per le istituzioni, l'amor di patria. Ecco, quali sono le sezioni più numerose, se vogliamo rivolgerci verso la telecamera? Quali sono le sezioni più numerose? Le sezioni più numerose le vede che stanno passando, sono quelle che sono in Lombardia, in Veneto, dove praticamente c'è stato in passato l'esercito italiano. Qui c'era l'esercito italiano che per le vecchie strategie internazionali doveva stazionare in queste zone e quindi qui poi si sono fermati e venivano reclutati gran parte dei bersaglieri. Ciò non toglie che il reclutamento avveniva anche nelle regioni del sud, però ripeto, l'esercito era qui e qui quindi sono nate le sezioni, anche le più numerose. E quali sono quelli che arrivano da più lontano? Da più lontano le voglio dire dalla Sicilia, ma le sto dicendo che qui c'è gente che viene dall'Australia, che viene dal Canada, dove ci sono anche nostre sezioni di nostri bersaglieri che sono espatriati tanto tempo fa e che adesso hanno allestito delle sezioni. Quindi con loro viene mantenuto uno spirito di corpo molto forte. Il nostro spirito bersaglieresco noi lo cediamo anche a quelli che non sono bersaglieri e quindi abbiamo anche molti simpatizzanti, molti nostri amici ai quali trasmettiamo con generosità i nostri valori. Tra gli amici li vediamo anche in diretta adesso con le cornamuse, arrivano dal Regno Unito, quindi gli amici sono veramente tanti. Ma Presidente, qual è lo spirito dei bersaglieri? Che cosa lo hanno? Lo spirito, glielo posso dire, noi qui oggi non siamo non solo per la nostra gioia di essere qui, per la nostra gioia interiore, noi siamo qui per far vedere appunto che come a 20 anni, a 60, a 70 e avete visto anche a 80 e anche oltre, noi siamo qui per portare la gioia, la generosità dei bersaglieri, ma per poter dire noi qui siamo per la patria, per portare l'idea di patria che purtroppo devo dire le istituzioni, e metto in prima la famiglia, metto in secondo la scuola, non vengono più ricordate. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti, è un mio appello accorato, l'ho detto anche nel mio discorso, dobbiamo cercare di aiutarci a tramandare questi valori, altrimenti quando passa una nostra bandiera nessuno più si alza, non è possibile, non è possibile. Senta Presidente, un'altra domanda vorrei farle riguarda l'impegno quotidiano dell'Associazione Nazionale Bersaglieri anche nel campo della solidarietà, Sì, no? E sì. quali sono un po' i settori di cui vi occupate? Noi abbiamo non stipulato, ma noi siamo amici con Teleton, ultimamente con il Banco Alimentare, con l'AISME, le nostre sezioni, grazie al fatto che sono sparse 600 sezioni in tutta Italia, noi collaboriamo con queste istituzioni sociali, raccogliamo fondi, cerchiamo di dare l'esempio ai cittadini. Bene, e poi oltre, diceva Teleton, sostegno alla disabilità, colletta alimentare, mi sembra che sono parecchie le iniziative, vero? Sì. Ecco, benissimo. Grazie Presidente. Grazie a voi di aiutarci a propagandare la nostra idea, grazie. Benissimo, grazie molte. Allora io darei la linea a Maria Piazzorzi prima di proporre un altro contributo filmato. A te, e Maria qui siamo pronti Giovanni, è arrivata anche un po' di aria, il tempo sta tenendo e questo signore è sempre qui con la macchina fotografica. Quante ne ha scattate? 2005-2006 penso, di più anche. È dal primo giorno che scatto foto. Ha visto tante cose belle? Sì, sono di San Donato, sono anche orgoglioso di essere di San Donatese e anche italiano. Una cosa bellissima. Cosa le è piaciuto di più? Nell'insieme oggi e ieri che c'è stato il coro delle bande nello stadio Zanutto. E poi le stampa tutte? No, le metto sì nelle computer e le rivediamo. Allora buone serate con gli amici. La linea a te Giovanni, mentre passano questi bersaglieri e vediamo se lei cosa fa in camicia non cremisi. Si giri, eccolo. Perché non sono entrato da poco nella sezione, allora sono ancora sprovvisto ma sarà mio interesse. Mi raccomando, qual è la sezione? Sezione di Vede Lago. Allora buona marcia. Grazie.
Bene, avrete naturalmente capito che la musica è stata la grande protagonista di questo raduno nazionale dei bersaglieri e vogliamo fare anche un piccolo passo indietro alla serata di ieri, se la regia ci può proporre le immagini della serata Cremisi. È una serata che ha proposto concerti e sfilate nelle piazze dei due centri, cioè San Donà di Piave e Musile di Piave, e poi un'esibizione conclusiva sul ponte militare di cui parleremo a breve. Ecco le immagini della serata di ieri, molto suggestive, sulle rive del Piave, che è stato appunto il grande protagonista di questo raduno. Nel concerto ogni banda ha suonato il proprio inno nazionale, poi insieme è stato proposto l'inno del Piave e ancora l'inno di Mameli, l'inno alla gioia che è l'inno europeo. Piave, lo ricordiamo, non l'abbiamo detto finora, ma è un fiume sacro alla patria insieme all'Isonzo e al Tagliamento. E ora vi proponiamo appunto qualche secondo della serata di ieri. Ecco qui, i fuochi d'artificio hanno concluso questa serata a Cremisi appunto di ieri sera, che è stata un po' il culmine della giornata di festa. Come tradizione nei raduni militari, il sabato ci si dedica alla festa, la domenica si è molto più composti, diciamo, nello sfilare in maniera ufficiale. Parliamo dunque di musica, lo facciamo con Alex Bertocchi, capofanfara di Bedizzole, provincia di Brescia. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Ecco, la musica è stata protagonista in maniera importante in queste giornate, 71 le fanfare presenti, e intanto mi sa distinguere fra fanfare e banda, qual è la differenza? Allora, la fanfara dei bersaglieri, a differenza dalla banda, fondamentalmente sono le percussioni e le ance. La fanfara dei bersaglieri è formata solo ed esclusivamente da strumenti d'ottone, quindi non ci sono ance, non ci sono percussioni e tutto il resto che può avere una banda, una normale banda. La fanfara è l'unica al mondo che corre, no? Che suona correndo, sì, è vero? Sì. Ci vuole una preparazione particolare per farlo? Ci vuole una preparazione particolare, nel senso che bisogna prima di tutto correre sulle punte per ammortizzare il colpo che può prendere la bocca e lo strumento che si suona dal passo, dalla corsa del bersagliere sull'asfalto, ecco, diciamo, sul terreno. E questo è già un segreto? È una chicca, è un segreto, sì. Bisogna ammortizzare molto col piede, sì. E poi inutile dirlo, ci vuole anche parecchio fiato. Ci vuole parecchio fiato, sì. Però se ci si crede, fondamentalmente è quello, è lo spirito che bisogna avere del bersagliere. Ecco, lei è capo fanfara di Bedizzole, provincia di Brescia, quanti siete? Bedizzole, la fanfara Caretto di Bedizzole conta ora 41 elementi, 40 elementi più il capo fanfara. Età media più o meno? Età media una quarantina, 45 anni, sì. Qualche giovane c'è? Giovani, sì, fortunatamente, anche senza il servizio di leva, siamo riusciti a incorporare nella fanfara giovani, sì. Ecco, qual è il brano che preferisce? Sicuramente la Carettiana, l'inno ai bersaglieri di Caretto. Sarebbe il Flick Flock? No, non è il Flick Flock. L'inno ai bersaglieri di Caretto è stato composto da Leandro Bertuzzo, mio maestro di fanfara, tengo a precisare, sotto le armi, in onore. Come? Questo che cos'è? È il Flick Flock? Questo è il passo di corsa. Sì, ok, questo. Benissimo. E perché si chiama così? Il passo di corsa perché segna la corsa del bersagliere, deve dare la cadenza della corsa dei bersaglieri. Qual è la cosa che le dà più emozione nel capeggiare
la fanfara. Vedere la gente che quando sfili per le strade crede ancora nel patriottismo, nell'Italia, e vedere i miei giovani che danno sempre tutto, danno sempre il massimo per far sì che comunque l'Italia creda ancora in valori veri. Grazie ad Alex Bertocchi, capo fanfara di Bedizzole, provincia di Brescia, che ha già sfilato in mattinata e quindi ha assolto i suoi doveri ed ora si gode lo spettacolo. Allora, in questi giorni il Piave, dicevamo, è stato protagonista, sono stati protagonisti anche i ponti, perché c'è un ponte sul Piave fisso, diciamo, che si chiama Ponte della Vittoria, ma in questi giorni ne è stato costruito, diciamo così, assemblato un altro che è un ponte militare assemblato dal secondo reggimento del Genio Pontieri di Piacenza. Giovedì scorso c'è stata una prova generale, poi ieri la ricollocazione sul fiume. Lo abbiamo visto scorrere in qualche momento di questa telecronaca, ma abbiamo approfondito questo tema con Andrea Rossini, vediamo. Costruiscono ponti i genieri del secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza e lo fanno velocemente. Una delle loro specialità sono i PGM, ponti galleggianti motorizzati, una serie di moduli di alluminio di 10 metri ciascuno, equipaggiati con motori fuoribordo, saldati fra di loro e poi ancorati a riva. Negli anni recenti i pontieri sono stati impegnati a livello internazionale in interventi a sostegno della popolazione civile a seguito di calamità, come in Pakistan, o a fianco di organizzazioni internazionali come in Kosovo, Libano e Afghanistan. Attualmente sono impiegati a Roma nell'operazione Strade Sicure e in Italia centrale nell'operazione Sabina a seguito del terremoto del 2016. Lì siamo intervenuti subito e l'esercito non è mai andato via da quei territori, intervenuti prima con supporto diretto alle popolazioni del posto, abbiamo costruito anche un ponte ad Amatrice, un ponte Bailey, e poi successivamente, dove siamo ancora lì, stiamo demolendo le costruzioni che destano pericolo per la popolazione e rimuovendo le macerie. Il reggimento Pontieri è stato costituito il 1 gennaio 1883 a Piacenza e ha sempre mantenuto la propria sede principale nella città emiliana. A 100 anni dalla fine della Grande Guerra, i pontieri tornano sul Piave, dove è stato loro dedicato un cippo e dove il Genio meritò la medaglia d'oro. Ma in questa lunga storia, quali sono le caratteristiche che ancora definiscono il pontiere? Secondo il comandante del reggimento, quelle principali sono 3. Umile, infaticabile e tenace. E il nostro motto anche deriva proprio dalla motivazione della medaglia d'oro a valor militare all'Arma del Genio: per ogni ponte una superba sfida, un motto che c'è ancora. Di nuovo in diretta da San Donà di Piave, raduno nazionale di bersaglieri, linea a Maria Piazzorzi. Certamente torniamo in diretta mentre sfilano alla provincia di Padova e qui con me c'è una ragazza che frequenta l'Università di Padova. Sono una studentessa padovana, attualmente qui nella bellissima cittadina di San Donà di Piave, perché la mia coinquilina, ed è fierissima, una fierissima cittadina di San Donà di Piave, mi ha praticamente invitata con molto entusiasmo a partecipare a questa bellissima manifestazione a cui sto partecipando con molto entusiasmo e con grande sorpresa. Ma in realtà da dove vieni? Da Napoli, sono una napoletana qui al raduno dei bersaglieri a San Donà di Piave. Benissimo, e questa signora invece ha una fotografia sulla maglietta. Sì, sono venuta qui al raduno, come partecipo tutti gli anni al raduno dei bersaglieri, sono nata in una famiglia con un papà bersagliere e proprio ieri è stato il suo 15° anniversario della morte e quindi ho voluto fare questa maglietta per ricordarlo e portarlo a questo raduno. Da dove? Da Iesi, provincia di Ancona. Grazie, grazie. E grazie anche a Gianni per queste dirette linea, a voi. Grazie Maria Pia, e molta passione, molto entusiasmo lungo il percorso. Ci ha raggiunto in postazione il generale Giuseppe La Bianca, direttore della rivista Fiamma Cremisi, che è la rivista ufficiale di Bersaglieri. Esatto, è l'organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, è pubblicato in circa 30.000 copie, raggiunge tutti i nostri 26.000 soci distribuiti in ben 581 sezioni, di cui 4 in Canada e una in Australia,
sezioni che peraltro sono in costante crescita, e questo diciamo è naturale, è dovuto allo spostamento dei reggimenti bersaglieri dal nord al sud, e quindi per noi proliferano le sezioni bersagliere del sud. Quindi la vostra rivista è uno strumento di coesione? È uno degli strumenti di comunicazione dell'associazione, insieme al sito e anche al calendario storico che ogni anno, sotto il controllo della direzione della redazione del giornale, viene pubblicato, e quest'anno è stato dedicato proprio alla Prima Guerra Mondiale e ai reggimenti in vita oggi che allora combatterono nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, una citazione che riguarda le celebrazioni per Porta Pia, sono in settembre, no? Sì, il 20 settembre, ci stiamo avvicinando, adesso questa forse è un'anticipazione. Noi seguiamo gli avvenimenti, se vuole, culturali importanti della nazione e cerchiamo di starci dentro, perché dobbiamo starci, perché dobbiamo far conoscere cosa sono i bersaglieri. Sono stati sempre innovativi fin dalla loro nascita, fin dal 1836, e ormai abbiamo ben 182 anni. E da allora ancora oggi sono soldati moderni. All'inizio loro hanno combattuto con schemi che erano nuovi, erano assolutamente nuovi, e ancora oggi i bersaglieri sono impiegati in prima linea, ma sono stati soprattutto impiegati durante il centenario della Prima Guerra Mondiale, specie in questa zona. Bene, grazie al generale Giuseppe La Bianca. Il decalogo del bersagliere in questa pillola di un minuto con Andrea Rossini. Sono molte le medaglie d'oro assegnate ai bersaglieri nel Veneto. In questi giorni le associazioni nazionali visitano tombe e cippi che ricordano i caduti. Al centro Da Vinci di San Donà è esposta la bicicletta di Enrico Toti, il ferroviere senza una gamba che nella Grande Guerra combatté da irregolare proprio nelle fila dei bersaglieri, andando all'assalto con la stampella che, secondo la narrazione patriottica, scagliò contro i nemici prima di venire ucciso sul Carso nel 16, a quota 85. Ma chi è il bersagliere? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Nord Italia, Rocco Paltrinieri. Il bersagliere è sempre veloce e scattante. Tra l'altro il nostro fondatore Alessandro Dalla Marmora ha ricordato e ci ha lasciato il nostro decalogo, dove nel nostro decalogo non c'è solo il rispetto, onore al capo dello Stato, onore alla famiglia, ma anche il nostro quinto, che è praticamente ginnastica di ogni genere fino alla frenesia, e il 10° in particolare, che praticamente il bersagliere è un po' presuntuoso e quindi si ritiene in grado di fare tutto ciò che è impossibile. Ecco, un saluto conclusivo lo facciamo con Biagio Cillo, presidente del comitato organizzatore di Matera 2019, perché il raduno appunto sarà da voi, in coincidenza anche con l'essere capitale europea della cultura. Noi abbiamo preso al volo il fatto di Matera Capitale 19 per poter portare finalmente, la prima volta in Basilicata, il raduno nazionale del bersagliere. In quanto mai nella storia bersaglieresca si è mai potuto realizzare un raduno nazionale per 1 milione di situazioni, sia dal punto di vista organizzativo, insomma, così. Diciamo geografico, certo, che dal punto di vista strutturale. Questa volta il raduno nazionale finalmente, grazie a Matera Capitale 19, riusciremo ad averlo pure noi. Io sono tanto onorato e emozionatissimo di poterci portare questo grandissimo raduno, e sono sicuro che la Basilicata saprà affrontare benissimo questo grande evento. Grazie. Bene, appuntamento a Matera 2019. Allora. Grazie a voi. Siamo in chiusura con la nostra trasmissione, un saluto alla nostra regia, Michele Nason, che ha coordinato appunto le nostre telecamere, tutti i collaboratori e la TGR del Veneto, sia la produzione che la redazione. E vi abbiamo raccontato del raduno nazionale dei bersaglieri a San Donà di Piave. A tutti, buona giornata e grazie. Tanti anni di
di, come dire, 40 anni di servizio.